gol veneziano, vai di FIFA, Atletico Madrid Valencia, riprende la brutta sconfitta con la Lazio, cambi come indiani Feguli e Baccali in attackus, con Agüero trequartista e Isco spostato a centrocampo insieme a Gomez e Rakitic. Vai ragazzi, rock and roll. Dai, dobbiamo fare una bella prestazione oggi, eh. Helkun. Vai, ready, go. Vai raga, siamo allo stadio Vicente Calderón e dobbiamo fare una grande partita, figli. Voglio assolutamente riprendere da dove avevo lasciato prima della partita di Champions, che purtroppo ragazzi in Champions famo fatica. 3 punti in 3 partite. Non un gran bottino per una squadra comunque che ha un centrocampo fenomenale. Forse la difesa è il vero talone d'Achille, ma vedremo. Agüero e il Kun. Attenzione subito per Isco! Palo di Isco, gol! È incredibile! Palo di Isco e poi gol. Ma cosa ha fatto il Kun, ragazzi? Come siamo partiti, raga? 3 minuti. Attenzione Thiago. Boom. Gol di Thiago, subito pareggio, incredibile. Ragazzi, ho deciso di mettere 2 attaccanti, che alla fine nessuno dei 2 attaccante, diciamo... Vai, seconda frazione, svegliamoci. Vai Bacca. Il Bacca Show. Grandissimo Bacca Show. Bacca Show. No. Recupera bene il Valencia. Attenzione Gomez. Parata del portiere bastardo. Maledetto Oblak. Vai Gaia. Uno dei nostri. Attenzione, tira! Cosa ha fatto? Non so che... Cosa ha fatto? È il difensore Mustafi probabilmente. Mustafi. Oh yes. Che gol. Vai Bacca. Hop. E il Bacca fa peccatus. Vai Raki. Da Mendieta a Rakitic. Hop. Ho sbagliato tutto. E il Nino. E al Nino Torres. Ocio ragazzi, ocio. Cos'è? Rigo... No, ma dov'è il rigore? Sono sconvolto. Fallo di mani. Rigore. Antoine, gol del porco. 2-2, Antoine Griezmann. Grazie. Qua, sbilanciatissimo. Sbilanciatissimo, il corre. 3-2. Incredibile. Dormita generale, vanno loro in vantaggio adesso. Pazzesco. Fatto un po' di cambi, ma incredibile, rimonta completata del Madrid. Non ce ne va dritta una in questo momento. Non ce ne va una giusta. Isco. Dai che l'Atletico ha dimostrato di non essere fortissimo in difesa. Dai. Ma non così, adesso basta. Adesso l'Atletico le prende. Pazzesco però, Pazzescus. La tonne col Valencia è dura, anche se avevamo fatto belli acquisti, ma è dura. Ricordo che partivamo da 80 milioni di euro. Dai Isco, dai cazzo. Raki. No, è fuori gioco, ma Dio santo. Non era fuori gioco, non ci credo. Cosa ho buttato via? Dai ragazzi, tutti in attacco in the box. Vai Agüero. Vai Kun. Il Kun entra in area, forse sì. Il Kun c'entra. Ma dai, nessuno pronto. It's incredible, come, it's incredible. 81esimo. Merito un minimo il pareggio, ma vabbè, insomma, lasciamo perdere. No, non era per lui il pareggio. Sì, però, Dio Cristo, mi sto rompendo il cazzo, però, perché io faccio i passaggi da una parte e lui li fa da soli dall'altra, cioè. Va bene. E il Kun.
Vai Barra. Non ci credo cosa mi ha preso, vabbè. Dai, non è serata, dai, ho capito. 85esimo. Buono. Stiamo dominando. Ah, che culo di merda. Niente, non la perdono mai, vabbè. Va bene, cioè così pressato riesce anche a passarla giusta, ok. Dai, calma. Ce da fare, Attacco totale. In campionato siamo ancora là, però se perdiamo queste partite qua, che insomma erano 2 volte in vantaggio, non è un bel segno. Alca, il poco... palo di Paco. Incredibile. Incredibile. Raga, siamo in Champions contro il PSV. Abbiamo perso anche all'andata, visto che sapete che i primi turni delle coppe nazionali non li registro, perso 2-1 all'andata a Riazor contro il Deportivo. Siamo in un momento veramente di una sfiga clamorosa, da che ci si è fatto anche un po' male, niente di grave, però preferisco non rischiarlo. Ma che dire, Fiori, il momento è questo, bisogna stare calmi e tranquilli. Adesso in Champions non possiamo fallire 3 punti in 3 partite, o se perdiamo questa siamo fuori dalla Champions, Vai, adesso ho messo il Bacca come, diciamo, trequartista. Sto un po', diciamo, ho qualche licenza poetica nella rosa, ma l'ho sempre fatto. E alla fine ho avuto sempre... Ragazzi, abbiamo un tempo per cercare di vincerla. E comunque l'esperimento Bacca trequartista mi è piaciuto molto. Ha giocato molto bene finora. Ma dovevamo vincerla, Fiori. Dobbiamo assolutissimamente portarla a casa. Senza se e senza ma. Vai. E il guardo. Lestien, oddio, la cagata. Bravo Alves. Ah. Cagare, va. Dai, Fiori, dai. No. Non ne va una giusta, ragazzi, gol del PSV. Ultra offensiva, Fiori. Dio Cristo. È praticamente fuori dalla Champions. It's incredible come. It's incredible. Aghero. Aghero. Calma, calma. Ragionamos, come ragionamos. Ho giocato meglio io finora. Su errore del portiere è arrivato il gol. Vai Paco. Vai Paco, svegliamoci. Paco, proprio una cosa un po' difficile e non c'è nessuno dei miei. Grandissimo Bacca. Il Bacca. Sarà un assedio, Fiori. Adesso vogliamo l'assedio. I tifosi di Valencia sono un po' preoccupati, però Allenatore sconosciuto italiano, attenzione al Casser! Dio Cristo, non me ne entra una. Guarda cosa salva sto qua. Dai. Incredibile, incredibile, cosa stiamo perdendo. Da dover essere tranquillamente in vantaggio. Addirittura perdere. Vai Paco, madonna, sveglia, vai Bacca. Sta giocando molto bene il Bacca. Dai Fioi. I tifosi del Valencia stanno mugugnando, però non credono molto in questo allenatore inesperto. Rigore. No! No, ecco il furto. Cupolotto più furto, ragazzi. Cupolotto, il cupolotto è tornato, non ci voglio credere. Avevo già tolto le mani dal joystick perché ero sicuro che era rigore. Veneziano in panchina è furioso. Gliela stanno rubando. Me la stanno rubando. Adesso non possono però fare... No, dici in attacco, Cristo di un Dio. È pazzesco, però è veramente incredibile. Ma vaffanculo. Ecco, coglione. E questo ti costerà la partita, lo so. Dai. Il Barra.
Facciamo girare sta palla. Buono, vai Paco, dai Paco. Mamma mia. No, cambi subito. Paco è una vergogna. Rakitic, mettiamolo. Il back è finito. Mettiamo fuego e fai così. Dai. Che sarà che ti c'è un po' rotto. Non avevo alternative. Madonna, che momento difficile per me. La Champions su FIFA è veramente una bestia, neanche con Liverpool. Una sconfitta in semifinale con Real rubata. Un altro FIFA più un'esclusione al primo turno. Dai, vai Aguero. Vai con, bravissimo. Alca. E vaffanculo, Alcacer la mette. 1-1. Siamo vivi, cazzo. Siamo vivi, cazzo. Siamo vivi. Grandissimo Aguero che ha fatto tutto da solo. Dai, Fesso, andiamo a vincere, non basta neanche il pareggio purtroppo. Dai, cacchio. Dai, che... Il PSV è una squadraccia, dai. No, Raki. Meno male. Fallo. Paco ha fatto proprio gol nel momento peggiore quando stava per uscire, pazzesco. Insomma, lei era galvanizzato dal gol e io avevo fatto il cambio ormai, Dio Cristo. Attenzione. Dopo devo tenere la squadra offensiva perché con pareggio non mi serve un cazzo. Buttala via. Tutto quello che subisco lo pago, però. Puttana troia. Vai. Momento veramente curioso. Dai, però mettiamoci un po' di cuore, Cristo. Dai. Vai, Fegu. Niente. Mi andava. E vabbè, fare in culo. Dai, porco santissimo. Sono abbastanza incazzato, ragazzi, ve lo dico. Beh, niente, non vuol dire che proprio non... non lo so, so cosa dire, figlio. 2 tiri, 2 gol mi hanno fatto. Adesso tiro anche di merda. Beh, questo è anche il bello delle carriere comendiane. Le difficoltà che poi ampiamente riesco a superare. Dai, Fego. Chiaramente il rigore non esiste. 88esimo, siamo fuori dall'Europa. Ma perché la passi così? Dio Cristo, non era per lui. Ma perché? Che nervi, oh, che nervi. Dai, cazzo, almeno un pareggio, è il minimo. Niente da fare. Raga, me ne vado, un saluto al comandante veneziano, silenzio stampa, crisi nerissima. Andiamo a vedere le classifiche. Ma veramente non ho parole. Cioè, anche perché non merito quello che sono sui coglioni, cioè. Allora, in campionato siamo a 16 punti, vabbè, insomma, siamo ancora là, siamo a 3 punti dal secondo posto, siamo ancora tranquilli. Il problema però è la Champions, che siamo fuori, penso. Siamo a 3 punti, no, meno male, la Lazio in strafuga addirittura 4 vittorie su 14 punti, il resto ce la giochiamo ancora, per fortuna il City sta andando malissimo. Vabbè raga, siamo ancora qua, anche se con grosse difficoltà, ma con calma, no problem, ci riprendiamo. Raga, un saluto da Kumendon, ve ne siamo. Ciao!